Partiamo con le risposte alle interpellanze. La prima è quella presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle sulla messa in sicurezza di Via Fava dal civico 1028 114D. Dunque, l'ufficio tecnico ha richiamato più volte il soggetto attuatore al rispetto degli impegni e delle tempistiche previste nell'accordo stipulato nel 2012. Da ultimo una raccomandata del 16 aprile 2014. Durante gli incontri che hanno fatto seguito a tale sollecito, il legale rappresentante ha invocato l'applicazione della proroga di 3 anni prevista dal decreto del fare per le convenzioni di localizzazione e o accordi similari. Si è ritenuto pertanto di rimandare eventuali provvedimenti alla scadenza di tale nuovo termine. L'amministrazione ha rifiutato la proposta avanzata dal privato di attuazione per stralci funzionali che prevedeva l'inizio dei lavori delle sole opere relative al parcheggio su Via Fava e demandava una fase successiva la realizzazione della rotatoria. Per ragioni di sicurezza si è infatti richiesto di portare avanti l'attuazione dell'intervento nel suo interesse, come previsto nell'accordo. Considerato che ad oggi non è ancora stato presentato il progetto esecutivo delle opere, non si hanno certezze sulla data di inizio dei lavori. Le 5 Stelle si sono. Decimo punto, la risposta all'interrogazione sempre dei 5 Stelle sull'affidamento di questioni tali era. Sì, la risposta alla nostra interrogazione si comunica quanto segue. Il Comune di Medicina si avvale per l'anno 2014 della norma che permette di poter affidare al gestore del servizio rifiuti ASPA la concessione per la gestione e riscossione della taglia. Il compenso è stato definito in misura percentuale sul totale energetico previsto e non sulle singole utenze. L'ufficio tributi associati del nuovo circondale di Monese sta affidando l'attività di affidare il servizio alla società Ingenio, aggiudicataria delle gare di essenza Emilia-Romagna della regione Emilia-Romagna. Aggiungo, se tengono ferma la fiscalità, forse riusciamo a perdonarci meglio, visto che energia più grandi, ICI, TARES, TRIA, TARE 1, TARES, ARI, TARSO, arrivando sempre ultimi ci diventa anche difficile programmare la concessione del tributo. Però questa è la risposta ufficiale è questa. I 5 Stelle sono soddisfatti? Passiamo al prossimo, la risposta all'interrogazione del gruppo 5 Stelle sulla lettera della Regione per l'adozione fatta. In merito all'interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle in relazione all'adozione del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, si comunica quanto segue. Dall'introduzione del regolamento sull'arte pubblico e privato non risultano rilevanti sanzioni amministrative in materia di uso improprio dei prodotti fitosanitari. Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente il 22 gennaio 2014, attuativo a sua volta del decreto legislativo numero 150 del 14 agosto 2012, che è attuazione della direttiva comunitaria del 2009 numero 128, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, non prevede direttamente in capo ai comuni specifiche attività di controllo e sanzioni in merito al rispetto del piano stesso, ad eccezione del punto A4.6 del piano in caso di irrogazione aerea, la cui attività di vigilanza viene di concerto con l'OSL competente per il territorio. Allo stato attuale non è possibile adottare provvedimenti diretti nei confronti di chi non si affida al piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Pertanto in tale circostanza il lecito viene segnalato agli organi competenti, che è l'OSL. Invece in merito alla lettera di coordinamento regionale pesticidi no grazie, datata il 7 febbraio, la stessa non risulta acquisita al protocollo del comune e pertanto conseguentemente non risulta inviata la risposta. Ed in merito alla lettera della Regione Emilia-Romagna legata all'interrogazione, datata il 31 maggio 2014, acquisita al protocollo in data 4 giugno, si comunica che presso lo studio degli uffici le prime possibili modifiche al regolamento del bene pubblico e privato di recepimento di alcune indicazioni immediatamente attuabili. In particolar modo si fa riferimento alla rilevazione di tutte quelle aree sensibili e il divieto appunto dell'utilizzo dei pesticidi all'interno di queste aree sensibili, rimandando poi l'adozione degli ulteriori provvedimenti a seguito delle linee di diritto pronunciate dalla Regione che potranno orientare i comuni ad adottare provvedimenti uniformi a tutela della popolazione.
stati le sanzioni? In una decina d'anni, forse poco. Io non so, in realtà non ti so dire quando è stata introdotta la specifica norma, però allo stato attuale non risultano. Speriamo che sia stato però diciamo, l'obbligo è stato poi recepito con il decreto. Il problema è che attualmente il comune non può attuare provvedimenti diretti, ma deve appunto lavorare di concertazione con l'OSL, quindi diciamo che la competenza è in capo all'OSL. Noi, questo appunto qui è diciamo, nella parte finale della risposta, possiamo intervenire con appunto una successiva modifica del regolamento pubblico, ma gli uffici diciamo che stanno aspettando perché nella lettera delle regioni si prevede che verranno appunto emanate poi conseguentemente delle linee di indirizzo che permetteranno poi di adeguare i vari regolamenti per i comuni in maniera uniforme. Per cui adesso allo stato attuale la regione ci dice comunque che si possono iniziare ad attuare le linee direttive, però ci daranno anche in seguito comunicazione di regolamentazione più specifica. Lavoro in corso. L'assessore, se vuole rispondere anche a quella sull'igiene del portico in esame. In risposta all'interrogazione presentata dalla lista civica Io amo medicina in merito alla presenza di guano presso Portico Venturoli, si comunica quanto segue. Gli uffici, a fronte di uno studio sulle possibili alternative, stanno predisponendo l'affidamento ad una ditta specializzata per l'installazione di aghi sui tiranti in ferro del portico al fine di allontanare i piccioni dal porticato. Inoltre si auspica che l'adozione del provvedimento di allontanamento dei piccioni possa aumentare la naturale fruibilità dello spazio pubblico in oggetto. Ricordiamo però inoltre che il 2015, l'anno del 190° della fondazione del collegio intitolato a Venturoli, sarà interessato da diverse iniziative che interesseranno il territorio, con mostre, convegni, visite guidate, feste a tema al fine di valorizzare l'architetto, le sue opere, che ambienta anche il Portico Venturoli e che i piccioni sono un grosso problema proprio sanitario, dipende di un'azienda di primo cittadino responsabile anche di queste cose del bene pubblico, quindi comunque vorrei che registraste questa mia dichiarazione non da sindaco ma da cittadino. Cioè, quando qualcuno capirà che i piccioni non servono, non sono utili e portano malattie, potremo adottare il provvedimento. Appunto, allora, visto che siamo in argomento, io parlo da cittadino non da sindaco, quindi bisogna che si capiamo. Cioè, allora, oggi ho visto di recente che sul piano del controllo delle nutrie l'hanno affidato ai sindaci e Cressanto la nutria credo dopo, quindi a questo punto qua possiamo adottare qualunque altro meccanismo, scusate, dopo finire non si poteva. Io mi auguro che prima o poi anche sul problema dei piccioni, quelli nocivi, io non so però quando non sono di nessuna utilità, anzi addirittura sono dannosi, bisogna che l'ente possa avere gli strumenti. Non lo so, ma se nessuno ci dà gli strumenti, perché anche ci inventiamo gli aghi, ci inventiamo tutto, però alla fine i piccioni allora se non ci danno una legge che possa chiaramente sancire che è più importante la salute dell'uomo di qualche piccione che magari porta malattie, noi siamo obbligati a seguire queste. Non le voglio definire perché sono una sala così sburrata, dobbiamo seguire le regole, quindi ci proviamo. La seduta quindi è conclusa.